nostro corrispondente da Napoli, Vincenzo Credendino, che abbiamo salutato prima per introdurre uno dei big match di giornata, perché c'è Roma-Napoli. Ben ritrovato, Vincenzo. Buonasera, buonasera, ben trovati. Si avvicina quello che è uno dei big match, forse il big match della prossima giornata di Serie A. La Roma questa sera, abbiamo visto tutti, è riuscita a conquistare una vittoria anche sul terreno europeo, ma è chiaro che a questo punto si pensa unicamente a quella che è una sfida sicuramente stimolante, almeno parlo per quelle che sono le sensazioni rispetto alla piazza partenopea. Basta dire che una vittoria consentirebbe addirittura di sorpassare i giallorossi in classifica, quindi doppio gusto per quella che però ad oggi resterebbe comunque un'impresa, visto lo status di forma degli uomini di Gasperini. Sì, è assolutamente uno scontro diretto, Alfredo, lo dicevamo anche prima, è uno scontro importante con Gasperini, che più di una volta si è lamentato del fatto che la Roma venga sottovalutata, con Conte, e adesso poi facciamo bene il punto della situazione, che ha a che fare comunque con i tanti infortuni, perché il Napoli subito dopo l'Atalanta sono le squadre di Serie A che hanno subito più infortuni, e ci potrebbe essere ancora qualche sorpresa per l'assetto del Napoli, e tra poco ne parliamo con Vincenzo. Chi vedi favorita in questa gara, Alfredo? Ma intanto io oggi probabilmente ho visto un'altra partita, perché io ho visto una buona Roma, ma conta zero perché Gasperini alla fine ha detto di non essere contento. Ramanzina. Che secondo me è anche una cosa strategica. Assolutamente. No, che secondo me è anche una cosa strategica. Io ho visto una buona Roma contro una squadra forte. Una squadra che ha fatto 4 vittorie in 4 partite prima di affrontare la Roma, una squadra anche moderna con qualche individualità di spicco. La Roma l'ha affrontata bene, soprattutto nel primo tempo, poteva far gol all'inizio, ha fatto gol subito dopo, poteva fare il secondo con Pellegrini. Io probabilmente ho visto un'altra partita, ma la psicologia di Gasperini è straordinaria, perché lui evidentemente non vuole cali di tensione, si è arrabbiato molto con Wesley, sta facendo un lavoro incredibile. Io sono convinto che se gli daranno un centravanti a gennaio il suo lavoro diventerà ancora più incredibile. Vedo la Roma sul pezzo, dipenderà molto dal Napoli. Il Napoli ha 2 esterni che si sono ritrovati, una bella partita dal mio punto di vista impronosticabile, anche perché il pronostico lo farà Claudio. Allora, prima del pronostico, Claudio, visto che ha citato il passaggio il nostro Alfredo della conferenza di Gasperini su Wesley, io vi faccio sentire l'allenatore della Roma che bacchetta il giocatore. Pronostico, non me lo ricordo, qualcuno ha chiesto il pronostico? Sì. Allora, tristemente, credo tristemente un pareggio, perché vedrei la Roma leggermente favorita, ma no, io scusate, da romanista non riesco a vedere la Roma così in fuga, mi sembrerebbe troppo strano, mi emozionerebbe troppo, quindi credo tristemente un pareggio che lascerebbe tutto com'è, tutto sommato. Non è un pronostico, Deborah. Un pareggio non è un pronostico, no. Un pareggio di psicologia. Una cosa Lui diplomatica. non dice che uno perché si emozionerebbe troppo, sì, psicologia pura. Quindi non glielo chiedo più. Non riesco a vedere la Roma che va in fuga così tanto, quindi prevedo un pareggio, perché poi, per carità, se la Roma vince stiamo qui la prossima settimana a dire altre cose, perché credo che Milan-Lazio per il Milan e Roma-Napoli per entrambe rappresenti 2 partite molto importanti per il proseguo del campionato, anche a livello psicologico e di sicurezza in se stessi. Vincenzo, il Napoli però è in una situazione particolare, con Conte che dopo lo smart working, abbiamo detto, torna a Castelvolturno, vince in campionato, vince in Champions League, smentisce il tweet di De Laurentiis perché dice: io non mi sono ripreso niente, avevo già tutto in mano, i ragazzi sanno chi ho davanti. Quindi credo che all'Olimpico per la Roma, nonostante la gara si giochi in casa, non sia assolutamente una gara facile contro questo Napoli in questo periodo, dopo quello che è successo ultimamente per Conte, il gruppo e i risultati. Sicuramente è successo di tutto, il bello e il cattivo tempo, non soltanto perché a Napoli ha piovuto tantissimo in questi giorni, anche in maniera inusuale per la città, ma proprio per quelle che sono state le dichiarazioni di Conte, che hanno prima lanciato anche a tratti nello sconforto un po' la piazza, perché sentir parlare di accompagnare il morto è chiaro che va a aumentare l'attenzione verso quella che è una situazione che in realtà la classifica non descriveva quale catastrofica, l'abbiamo già detto, l'abbiamo ripetuto, la stessa Champions League è ancora alla portata, soprattutto dopo la vittoria contro il Karabag. E poi è stato lo stesso Conte anche a rispondere quasi a se stesso. Viene da pensare che Conte avesse visto da lontano quelle che erano le difficoltà della squadra, che avesse ovviamente ben presente anche quelle che erano alcune richieste che arrivavano dalla squadra stessa e che poi in qualche modo abbiamo visto anche siano state ottemperate, frutto
frutto di confronti che ci sono stati nella settimana passata. Però ecco, la risposta di Conte arriva proprio lì, dove ce la si aspetta. Da un lato la capacità di tenere unito il gruppo, non possono essere comunque casuali le dichiarazioni dei calciatori, che inevitabilmente hanno anche un po' spostato l'asticella verso quello che dice Conte. Se proprio dobbiamo propendere o per la versione presidenziale o per quella dell'allenatore, a sentire i calciatori viene da pensare che in realtà questa spaccatura non c'è mai stata. Sappiamo che ci sono stati dei confronti, la materia non era parva, i punti erano effettivamente da trattare e lo sono, e sono stati trattati poi anche per quel che riguarda i carichi di allenamento, la gestione dei ritiri, soprattutto anche l'utilizzo di tutte le forze a disposizione di questa squadra. Non può essere un caso Bokema ritorna a giocare contro l'Atalanta dopo soltanto quella che era la disfatta in Champions League in terra olandese, Lang, Neres dal primo minuto sempre contro gli orobici, non l'avevamo mai visto. E a proposito di Neres e Lang, è inevitabile poi sottolineare anche il secondo aspetto: oltre che sul piano mentale, Antonio Conte ha dimostrato di sapere il fatto suo anche e soprattutto per quello che è strettamente il suo mestiere. Nel saper fare di necessità virtù ha trovato una nuova chiave che sta esaltando il materiale umano che ha a disposizione. Questo 3-4-2-1 che aveva cominciato a proporre all'inizio della sua avventura partenopea gli è tornato estremamente utile, allorché ha dovuto guardare un po' allo spogliatoio, a guardare un po' alla rosa a disposizione e capire che poi gli infortuni continuano a pesare. Poi la gestione degli infortuni è un altro argomento, ed è forse quello il problema principale ancora in casa Napoli che va risolto, quello che impone una riflessione di più. Se ci sono tanti infortuni, forse qualcosina comunque va rivisto, però magari è un altro argomento da trattare. Per oggi ci teniamo questa ennesima buona scelta da parte dell'allenatore dal punto di vista tattico, che chiaramente predispone la squadra, se non altro nella condizione di andare a Roma e comunque provare a giocarsela. Ecco, questo è il punto, ha toccato tutti gli argomenti caldi del nostro Vincenzo Credendino. Allora ci salutiamo, Vincenzo, ma so che tanto poi domani ci sarai ancora con... Ne manca uno, giusto un passaggio su Gilmour obbligatorio. Vero, sì, per l'operazione. Antonio Conte ne aveva parlato. Antonio Conte ne aveva parlato, era stato anche lievemente polemico, se vogliamo. Ha detto: non vorrei parlarne io di Gilmour, vorrei che ne parlassero i medici, perché io ad oggi so dirvi che non è un affaticamento e che non so quando tornerà. Chiaramente poi qualche giorno dopo vediamo di consulti in terra d'Albione, in Inghilterra, e capiamo che ad ora il problema di pubalgia potrebbe anche ricevere una soluzione attraverso un intervento chirurgico che inevitabilmente andrebbe a trattenere il centrocampista scozzese almeno per un mese e mezzo lontano dal terreno di gioco, se non qualcosina di più. Nel peggiore dei casi potrebbero addirittura esserne 3 di mesi, e quindi in quel caso poi saranno altre ancora le riflessioni da fare per quel che riguarda la sessione estiva, la sessione invernale di mercato. Grazie Vincenzo, a domani. A voi, buonanotte. Bocca al lupo per domenica. Altrettanto. Grazie. Ecco. Che malandrino che sei. Io sono sportivo, auguro sempre in bocca al lupo a tutti. Comunque, guarda, la situazione del Napoli è veramente particolare. Cioè, nel senso che c'è una bufera che si sono creati a Napoli l'allenatore e poi il presidente con quel tweet e i giocatori. Però oggi nessuno è capace in qualche modo di riformulare queste critiche nei confronti sia dell'allenatore che del presidente, perché siccome le cose si sono rimesse a posto sia in campionato, adesso è colpa dei giornalisti. Quindi oggi è colpa a Napoli, perché Vincenzo è stato veramente perfetto. Se non gli hanno fatto una domanda che sia una a Conte su quello che era sugli infortuni anche, gli infortuni. Però è colpa delle critiche che ha subito Conte, ma le critiche che ha subito Conte se le chiamate tutte, una per una, perché le frasi del morto da accompagnare, della settimana in cui è stato in smart working, insomma sono tutte cose che hanno lasciato perplesso tutti, ma non Napoli, tutta Italia. E allora io dico, non è che adesso queste cose comunque si possono... Io dico soltanto che si è arrivati a un punto in cui oggi la situazione è molto tesa,
La prima riflessione che faccio sul presidente, il presidente è fuori dalla squadra, forse fortunatamente, cioè prima era troppo dentro la squadra, ma per fare quel tweet vuol dire che non ha parlato con Conte, non ha parlato con... Conte l'ha smentito 2 minuti dopo. Esatto, non ha parlato con nessuno, perché evidentemente Conte gli avrebbe detto, se avesse avuto un colloquio, no guarda presidente, sto facendo, che so, una recita, sto facendo una cosa per risollevare un pochettino psicologicamente la squadra, insomma ci sarebbe stato un colloquio chiarificatore, invece si è ripreso in mano la squadra, ma non è vero, perché comunque i giocatori sono tutti dalla parte, però gli stessi giocatori avevano chiesto a Conte di allenarsi di meno proprio per i 3 impegni settimanali che c'erano stati, quindi mi sembra che tutto questo però abbia creato, stia creando, che qualunque impegno, adesso il prossimo con la Roma è importante proprio per questo, perché è vero, con l'Atalanta ha vinto, però il secondo tempo dell'Atalanta non è stato un gran secondo tempo. È vero, col Karabag ha vinto, però c'è stata un'ora in cui il Napoli ha fatto fatica. Ed era il Karabag, con tutto rispetto. Ed era il Karabag. Siccome lui è chirurgico, Conte, io lo ammiro veramente, lui voleva in questo periodo veramente di difficoltà sollecitare quelle che sono le seconde linee. Neres, che doveva tornare ai livelli dell'anno scorso e ci è riuscito, e Lang, perché sono i due su cui fa più affidamento, visto che ha delle difficoltà nello schieramento della squadra. McTominay poi insomma in qualche modo rientrerà, ma è sempre nel centro e nel vivo del gioco del Napoli, però era su questi due sui quali lui contava, e magari su quella che può essere ancora una pedina, diciamo, da recuperare, che è Lucca, però vediamo su quello. Dobbiamo parlare anche di Juventus, facciamo così. Amici del Napoli, oggi voglio partire chiedendovi subito una cosa fondamentale. Che ne pensate dei commenti e dei pronostici fatti da Alfredo Pedullà e dagli altri ospiti di Sport Italia sulla partita Roma contro Napoli? Vi sono sembrati equilibrati, lucidi, rispettosi della forza reale degli azzurri? Oppure, come spesso accade quando si parla della nostra squadra, avete avuto la sensazione che ci fosse già un copione scritto, quasi che il Napoli dovesse partire sfavorito a prescindere? Scrivetemelo nei commenti, perché la vostra opinione è davvero importante. Io vi dico sinceramente ciò che ho percepito. Alcune analisi tecniche avevano senso, soprattutto quelle che mettevano in evidenza la solidità difensiva della Roma e le insidie sulle corsie esterne, ma in più di un passaggio ho sentito quella solita aria, quella sorta di predisposizione a considerare il Napoli fragile, incompleto, sull'orlo di un equilibrio che si spezza al primo soffio di vento. E questo, permettetemi, mi lascia sempre un retrogusto amaro, perché il Napoli ha dimostrato di avere anima, idee e un'identità tattica che sta crescendo settimana dopo settimana. Meritano rispetto, non pregiudizi. Detto questo, ci sono 2 belle notizie che ci accompagnano verso il match contro la Roma. La prima riguarda Romelu Lukaku. Finalmente arrivano segnali di speranza. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo rientro dovrebbe essere programmato per sabato 7 dicembre, nella sfida contro la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita che per Conte non sarà mai come le altre, un appuntamento segnato in rosso per ragioni di storia calcistica e di cuore. Lukaku non è ancora al massimo, ma lo staff medico sta lavorando per portarlo in condizione nel più breve tempo possibile. Il belga si è già rivisto in panchina, nella sfida contro l'Atalanta, a sostenere i compagni. Nelle prossime settimane, finalmente, tornerà anche sul terreno di gioco. È inutile dirlo, si tratta di una notizia che fa brillare gli occhi ai tifosi e allo stesso Conte. La seconda riguarda le idee di formazione in vista della trasferta contro la Roma. Dopo le buone prestazioni post-sosta, Conte sta valutando un piccolo cambiamento davanti. Non un rivoluzionare tutto, ma un aggiustamento intelligente. Rasmus Højlund, infatti, appare un po' stanco e l'allenatore ci tiene a preservarlo. E allora prende quota una soluzione diversa. Un attacco formato da Matteo Politano a destra, Noah Lang a sinistra e David Neres al centro, un ruolo che il brasiliano ha già interpretato con ottima efficacia contro l'Inter. Neres, lo sapete bene, non dà punti di riferimento, si muove tra le linee, crea disordine, apre varchi. Una scelta coraggiosa, certo, ma al tempo stesso logica, perché il brasiliano in questo momento è uno dei giocatori più in forma della rosa. Walter De Maggio lo ha confermato proprio a Radio Kiss Kiss. Secondo quanto riferito, Conte starebbe seriamente pensando di partire con questo tridente leggero, rapido, mobile.
Politano tornerebbe titolare dopo 2 partite iniziate dalla panchina. Lang resterebbe sulla sua corsia preferita e Neres sarebbe libero di inventare. Tutto questo per affrontare una Roma che difende bene, concede pochissimo e vive una delle fasi più solide da parecchio tempo. E allora, alla luce di tutto questo, la domanda è semplice. Voi come la vedete? Che Napoli vi aspettate domenica sera? Vi convince l'idea di Neres al centro dell'attacco? O preferireste una scelta più fisica? E soprattutto, quale pronostico vi sentite di dare? Perché questa è una partita che pesa, che può dire molto sul percorso della squadra e sulla crescita mentale del gruppo. Io credo che sia arrivato il momento di fidarsi. Conte ha dato al Napoli una struttura, un'identità, una consapevolezza. La squadra sta tornando solida dietro e brillante davanti. E vedere un Napoli che prova a imporre il proprio gioco anche nei campi difficili è un segnale importante. Se ci sarà l'attacco leggero o se ci sarà un'altra soluzione, questo lo vedremo, ma lo spirito deve essere quello giusto. Coraggio, ordine, fame. Sono queste le armi con cui possiamo davvero mettere in difficoltà chiunque. Adesso tocca a voi. Voglio leggere i vostri pronostici, le vostre idee, le vostre sensazioni. E come sempre vi chiedo un grande favore per sostenere il canale. Lasciate un bel mi piace, attivate le notifiche e iscrivetevi per non perdere nessun aggiornamento, nessuna analisi e nessuna novità sul nostro amato Napoli. Ci vediamo presto con le ultime novità e tutto quello che succede al Napoli. A presto e forza Napoli per sempre!